Prego. E come sempre mi affidano i compiti più complicati, nel senso che devo provare a spiegare, se apriamo i dati, poi dirò quali dati, quale impatto economico e sociale c'è sul territorio. Poi io devo provare a fare come sempre scenari, perché io non mi accontento di stare sul quotidiano e vedere di complicare la vita a tutti. Quindi questo è come sempre il mio compito quando faccio questi speech. Naturalmente dedico solo un minuto all'ottima collaborazione che si sta aprendo fra il Vega, il più grande parco scientifico non solo del Veneto, ma ormai stiamo diventando forse il più importante parco scientifico italiano, e la Regione Veneto. Perché devo dire, non solo questo convegno, ma anche tante altre iniziative le stiamo facendo perché ormai si è stretta una collaborazione, soprattutto culturale, perché poi dietro la tecnologia ci sta la cultura e il rapporto fra le persone. E devo dire, con grande piacere siamo riusciti a costruire questo. Ma come vedete dalla mia presentazione, in realtà proviamo ad andare un po' in avanti. Spero io non Eccolo qua, perfetto. 2 minuti di presentazione, chi sono io. Ovviamente dirigo questo parco scientifico e come vedrete da questa presentazione gran parte della mia attività ormai avviene in rete. Io ormai ho decontestualizzato tutto, non a caso quell'hashtag nomad worker sta ad indicare il fatto che io ormai, vedrete che poi molto il tema del cloud e della connettività segna tutto questo, consente una conseguenza di questo è cambia totalmente e cambierà sempre di più anche il modo di lavorare. Dimenticatevi le scrivanie con le foto dei figli, le tendine, le piantine. Mondo morto, morto e sepolto. 2016 50% delle persone, grazie a questo, lavorerà in mobilità e in qualsiasi luogo. Dimentichiamoci il lavoro del passato, perché quello ormai va abbondantemente abbandonato. Ho provato a creare una tassonomia del tema dell'open data, perché non possiamo considerarlo in sé. Se noi ragioniamo di dati come valore in sé, siamo alla vecchio repository di dati. L'open data non è il vecchio repository di dati, con buona pace per tanti capicentro che ho conosciuto nella mia vita. L'open data è la gestione dinamica del dato, la storicizzazione del dato, mettere dati in connessione con altri dati, creare valore da dati. Il repository è un atto di sicurezza, ma non è assolutamente l'open data. E come vedete da alcune sottocategorie che ho legato a questo, l'open data è strettamente legato al mondo dei social network. Poi vi farò vedere concretamente come social network e dati aperti possono creare valore se messi in relazione fra di loro. Attiene molto al tema della neutralità del web. Io ormai sto teorizzando la neutralità del cloud, perché come si gestiscono i dati e chi gestisce i dati determina il potere in un'area. Che dati trattiamo? Quali dati trattiamo? Il tema della neutralità. Per tutto un periodo abbiamo discusso di neutralità del web, cioè la priorità che diamo ad alcuni dati rispetto ad altri quando navigano su una rete. Oggi il tema è come i dati e chi decide quali dati vanno assemblati sul cloud. Questo sarà il tema del potere dei prossimi anni, perché la gestione del dato è il tema dello scontro ideologico e economico dei prossimi anni. C'è un rapporto di McKinsey uscito un anno fa che disegna benissimo questo scenario, eccetera. Guardatevi questa tassonomia e capirete la stretta implicazione. A differenza di tutti quelli che parlano, che dichiarano il gioco alla fine del loro intervento, io dichiaro il gioco subito e vi dico dove vado a parare. E lo faccio con questo filmatino. È l'anno del Signore 1982. E non è che Ridley Scott nel 1982 ragioni di open data. E però pensate bene a ciò che vuol dire questa cosa, al di là dell'estrema poesia, della suggestione. Così. Lui in realtà è una macchina. Lui è una macchina. E lui ha visto cose che voi umani non potete vedere. Perché le famose navi in fiamme al largo dei bastioni di Orione, in realtà è conoscenza. Pensateci bene, è un dato. E quando lui dice io sto morendo, lui si sta preoccupando della quantità di conoscenze e di dati che gli uomini stanno perdendo. Perché quando lui dice e tutti questi momenti andranno perduti come lacrime nella pioggia, lui sta dicendo state attenti, io muoio. Perché voi non mi date la consapevolezza, perché il tema è quello della consapevolezza, della consapevolezza della macchina.
Lui dice, state attenti, questi dati sono tutti per tutti. Cari umani, morendo io perdo appunto le cose che voi umani non potrete mai vedere. Cosa ci sta sotto? Che le informazioni e i dialoghi generati da macchine, ma come vedrete poi il tema dei dati delle macchine saranno fondamentali nei prossimi anni, saranno decisivi. Internet of Things è una grande generazione di dati, ma ne parlerò poi in 5 minuti più avanti. O noi decidiamo che i dati prodotti vanno conservati, gestiti, messi insieme, oppure abbiamo disperso un patrimonio dell'umanità. Ormai questo è il tema. Uso appunto questa metafora, proprio perché è stata inventata quando ancora non si usava questo. Ovviamente Dick, quando ha scritto quello straordinario romanzo, non aveva in mente questo. Ma a me piace sempre usarla come metafora. E quindi, certo, i dati della pubblica amministrazione. Ma come vedrete, tutta questa presentazione è io non mi accontento. E soprattutto, quali dati e perché? Perché spesso quando si dice apriamo i dati della pubblica amministrazione, rendiamoli trasparenti, c'è il voyeurismo di quest'epoca, andiamo a vedere lo stipendio dei politici, non mi interessa. Se io devo fare questi convegni e queste cose per andare a vedere gli stipendi dei politici, non mi interessa. Ci sono altri modi. O come le aziende spendono i soldi. Guardate, cogliamo lo 0,2% delle opportunità. In quest'epoca pessima, appunto, rispondiamo al voyeurismo dei molti, sì, dopodiché però il mondo è un po' più complesso. A me interessa il valore economico di queste cose, il resto a me francamente interessa molto poco. Vediamo altri dati. Sito dell'Enel. Sito dell'Enel, andate a vedere, poi avete tutti i riferimenti. Stasera le slide sono online, quindi ve le scaricate, ve le vedete, tranne il filmato, altrimenti sono un po' troppo pesanti. Quello lo trovate su YouTube, c'è dappertutto. A casa di ognuno di noi c'è questo affarino, c'è a casa di ognuno di noi. E questo affarino ci dice quanta energia elettrica noi vediamo. Enel ci dice, rendono infatti possibili per il cliente conoscere istante dopo istante energia prelevata. E devo dire, in sé il dato è una cosa interessante, importante, perché ognuno di noi può seguire in rete l'evoluzione dei suoi dati. E perché solo il cliente e non invece tutti i siti user? Perché quel dato, se messo insieme in un caseggiato, in un'isola urbana, e magari fatto mesh up con una cartografia di un comune, ci spiega l'efficienza energetica di una città. Quindi quando voi mi dite liberiamo solo il dato pubblico, voi mi avete colto un pezzo del problema. Io ho bisogno di liberare dato pubblico, ma anche una serie di dati di interesse pubblico. Quindi Enel non può sottrarsi a questo. È un dato che dobbiamo aprire molto presto, perché pensate alle pubbliche amministrazioni quando fanno pianificazione urbanistica perdono un dato straordinario. Pensate al valore, sono costretti a commissionare gli studi per capire l'efficienza energetica degli edifici. Il dato c'è già, basta decidere, basta assemblarlo con altri. Dove sta la differenza? Dove sta la difficoltà? Questo è il vostro, un pezzo del sito che avete inaugurato oggi. Pensate al dato della statistica demografica mescolato a questo, messo su cartografia, quanto valore ci genera. Non solo per soldi che risparmia la pubblica amministrazione, ma anche se questo dato è aperto e ad esempio messo su un social, la coscienza sociale di come si evolve un territorio. Leggetela anche da questo punto di vista. C'è un valore economico, un valore sociale. Quanto quel dato, statistica demografica, mesciato con i consumi energetici, messo su cartografia, è in grado di dirti l'evoluzione sociale di un territorio. Dove sta andando un territorio? Quanto flussi demografici in entrata e in uscita, quanto l'impoverimento demografico poi ha influsso sui consumi energetici. Questi sono gli open data. Cioè non è lo stipendio del sindaco, ma chi se ne frega dello stipendio del sindaco? Questi sono i dati che interessa aprire a me, perché questi generano valore e ricchezza su un territorio. Territorio che li usa e genera ricchezza, inevitabilmente, fa risparmi, attiva energie sociali, mette in rete conoscenza. Questi sono gli open data. Altro esempio. Questa è una persecuzione, cavolo, in rosso. Questa è una persecuzione a cui sono soggetti tantissimi cittadini. Chi di voi ha mai traslocato? Quasi tutti. Quante volte deve segnalare a svariati enti il cambio di indirizzo? Devi dirlo a Telecom, devi dirlo all'Enel, devi dirlo al Comune, devi dirlo a Sky, eccetera, eccetera.
E se lo diciamo una volta sola perché quei dati sono messi in relazione fra di loro? Tenete conto che ogni giorno sono trattati in Italia 40.000 cambi di indirizzi. Sotto, ahimè, poi ve lo vedrete stasera se andate su SlideShare, c'è un intero luogo italiano dove tutti i dati delle pubbliche amministrazioni, dei cambi di anagrafe ogni giorno vengono messi in relazione fra di loro, per cui sono sincronizzati, sono 40.000 ogni giorno. Ma perché il cittadino deve essere perseguitato e ogni volta che cambia deve? Veritas poi, cioè quando lo comunico al comune, la municipalizzate dovrebbero tutto saperlo. No, uno deve andare in municipalizzata, poi il comune ti manda carta e dove ti scrive è iniziato il tuo procedimento per il cambio anagrafico, ma chi se ne frega? Ve lo comunico una volta e tutti lo sanno, altrimenti 7 anni dopo che tu hai traslocato continui a ricevere al vecchio indirizzo una parte delle... Ma è possibile? Mettilo una volta a disposizione. Cosa costa, su base anagrafica e cartografica di un'amministrazione comunale, mesciare i dati anche di tutti i principali servizi? Cosa costa? Quanta meno persecuzione per il cittadino, quanto valore ci ricaviamo? Perché evita a noi le file, le dispersioni, la posta, le cose. Questi sono gli open data. Allora, quando voi andate in giro a spiegare qualche cosa, c'è qualche furbo che dice ma c'è la privacy. Se voi andate all'Enel e gli dite perché c'è questo, c'è la privacy. Per piacere non tutelate la mia privacy. Vi prego, non tutelate la mia privacy. Vi firmo una liberatoria. Perché se la privacy implica che io sono un perseguitato, vi firmo la liberatoria, io non voglio essere perseguitato, tutti i miei dati li metto a disposizione, tutti. Tanto poi, se anche poi li vanno a prendere su Facebook scrivo quello che voglio io, non è che, anche qua smettiamola questa idea, la privacy è quella che vuoi te. Le leggi sono ormai le leggi ottocentesche, via. E soprattutto facciamolo interpretare da una nuova generazione. Cioè un ottantenne a garante della privacy ha i valori del passato. Io sono uno che sostiene che la privacy deve essere gestita da un 35enne. Perché è la generazione del futuro, perché il valore della privacy me lo interpretano i 35enni, non può interpretarmelo l'80enne, a cui voglio anche bene, mi è anche simpatico, ma lui ha in mente gli 80enni, non ha più in mente i 35enni, non ha in mente il mondo dei social, non ha in mente che ormai è un valore per noi condividere. Nell'epoca della condivisione la privacy non tiene più in piedi niente, è l'epoca della condivisione, perché altrimenti il dato aperto a cosa ci serve? Secondo, Nicolas Negroponte, anche lui qualche anno fa, mette questa piccola verità, cioè dice state attenti, poi riprenderò questo dato recitando anche David Weinberger, state attenti che quando tu vai sui social, quando tu sei in rete, non c'è più la massa, ognuno di noi esprime un'identità, perché quando noi stiamo su Facebook, su Twitter, sulle cose, non parliamo genericamente, io voglio parlare con lui, voglio parlare con lui, voglio parlare con lui, voglio parlare con lui. Tu non puoi più rivolgerti. Allora pensatela dal punto di vista dei nostri servizi. Resta il tema dell'universalità, ma tu hai la possibilità di individuare i bisogni di ognuno. Come vi farò vedere dopo, ci sarà nei prossimi anni un bisogno infinito di occupazioni legate all'analisi del dato. Perché la capacità di analizzare il dato, pensatelo per una pubblica amministrazione, dà la possibilità di personalizzare i servizi, risparmiando infinitamente e rendendo le persone più soddisfatte, perché quello è veramente il mio servizio, non è più quello generico di lui che abita là, ma lui tutti insieme, siccome è universale, tutto identico. No, non è assolutamente. Una volta era impossibile, era difficile. Oggi c'è tutto per poterlo fare. Se lo fanno i privati quando lanciano... qualcuno di voi, sì, perché tutti siete sicuramente fans su Facebook di Nutella. Alzi la mano chi non lo è, perché guardate, tutti sono fans di Nutella. Quei dati per la Ferrero sono la conoscenza, il segmento dei nostri gusti. E quando fanno le campagne usano quei dati. Lo fanno loro perché non può farlo il pubblico per gestire il welfare. Cosa cambia? È un algoritmo di sentiment analysis. Lo fanno i privati perché il pubblico non può dotarsi di nuove professioni, di persone che fanno algoritmi di sentiment analysis, perché quando avrete messo in rete tutti quei dati, poi il traffico è informazione per voi. Cambia, c'è una professione nuova. Nelle PA non c'è chi fa sentiment analysis, chi esamina algoritmi di sentiment analysis. È una professione da aprire rapidissimamente, perché quella appunto, segmentare per offrire più qualità e maggior soddisfazione. E il mondo social ci interessa,
Perché noi finora abbiamo parlato, io vi parlerò di 3 fonti di dati, vi ho parlato della pubblica amministrazione, vi romperò l'anima sui social, poi vi parlo degli oggetti. Queste, come voi sapete, è l'intensità delle relazioni che avvengono nel mondo ogni minuto usando i social. In questo momento si dimostra che ci sono questi dialoghi e queste conversazioni. E perché devo regalare a Mark Zuckerberg le mie conversazioni? Lui mi ha dato una straordinaria piattaforma di condivisione. Perché quei dati li devo regalare? E perché non li può usare anche una pubblica amministrazione? Perché fra un attimo vi dimostrerò come Facebook sia uno straordinario strumento di dialogo fra cittadini e istituzioni. E se non mi ricordo male è questa slide. No, questa è quella precedente. Ogni 60 secondi, questa è di un anno fa, poi stasera ve la vedete, ogni 60 secondi in rete avvengono queste cosine. Voi vedete ci sono quantità indescrivibili di dati, ve ne ho citati solo alcuni. Ogni 60 secondi vengono postati su Facebook 510.000 commenti, vengono caricati su YouTube 600 fermati, vengono scaricate 13.000 apps, vengono fatti, oggi sono di più di 9.800, perché sono tutti qua che twittano, più di 9.000. Non ne ho aggiunti altri. Ogni minuto ci sono migliaia e migliaia di interrogazioni sui server di Google. Vengono scambiate milioni di mail. Quei dati, disperdiamo, quelli appunto famosi di Blade Runner, sono dati che ci servono, sono dati che ci interessano. Come li mettiamo insieme? Pregherei nei prossimi anni di ragionare sempre di più intorno al concetto di surplus cognitivo. Perché tutto ciò che noi oggi stiamo facendo in rete, a cui fra un attimo vedrete cosa ci danno le macchine, determina una quantità di conoscenza infinita in rete. Ma un filone della sociologia negli Stati Uniti che studia l'impatto sul web parla del surplus cognitivo. Il surplus cognitivo è la base del dato aperto per generare ricchezza in un territorio. Perché è tutto ciò che noi volontariamente, senza chiedere niente, abbiamo messo in rete. Però mica che mi paghino per i tweet che ho fatto stamattina o per il dato di Wikipedia che ho modificato. Questa è l'essenza, la base su cui tu devi mettere in piedi la nuova generazione di dati aperti. Quindi vai oltre tutti i parametri culturali che abbiamo conosciuto. Ormai i mercati, e guardate che quando noi parliamo poi di rapporti fra PA e territorio è la stessa identica cosa, sono fatti ormai da conversazioni fra persone. E nell'epoca della rete, visto quei numeri, le conversazioni sono infinite. E queste conversazioni, se mesciate ai dati che voi avete messo in rete, generano un valore infinito per un territorio. Infinito per un territorio. Business. È uscito questo articolo, lo consiglio, si trova in rete, fatto questo studio fatto da 2 sociologi americani. Loro, interpretando le faccine che noi mettiamo sui nostri profili, sui nostri wall di Facebook, hanno interpretato in base ad ogni razza, in base ad ogni attitudine, tipo di consumi che noi facciamo, come ci muoviamo in rete, tipo di nostra cultura. Queste sono le basi di quegli algoritmi di cui parlavo prima e sono dati che vanno assolutamente trattati. Guardiamola per noi. Sono andato a vedere il mondo del trasporto. Sul mondo del trasporto c'è da divertirsi. Qui ne ho citato solo alcuni perché erano quelli che mi divertivano di più. Gruppo, gli anziani che disturbano sul traffico in bicicletta. Ora fa ridere, ma 3.000 persone in Italia parlano di questo. C'erano quelli che poi cazzeggiano sopra, ci scrivono le loro robe, ma è una fonte di informazione sul traffico infinita. Se voi andate su Twitter, fate l'hashtag traffico, ricavate una quantità infinita di conoscenze su questo. Infinita. Poi ci sono quelli che ad esempio usano andare in rete e spiegare usando un bel po' di social network dove stanno, come incrociano, Waze, eccetera, cose che gli smanettoni ormai conoscono bene, i social che stiamo usando tutti. Questi 3 dati messi insieme, georeferenziati, perché su tutto c'è cartografia. Ad una pubblica amministrazione quante informazioni possono dare sullo stato del traffico e su cosa pensano realmente i cittadini? Pensate, sti giorni il tram sarebbe stata una roba devastante, ma quello era ovvio. Ma pensate giorno dopo giorno, non una volta, perché non serve a niente, giorno dopo giorno una professione nella PA, una nuova professione nella PA che ti mette insieme questi dati e ti dà minuto dopo minuto cosa pensano le persone, compresi i loro consigli, perché poi molti sono quelli che sono sempre contro per forza.
a prescindere. Ma ci sono persone che poi ti danno consigli utili. Io capisco che poi il dirigente massimo del settore mobilità è contro, perché lui viene messo in discussione, perché lui viene messo un minuto dopo in discussione, la sua scienza viene messa in discussione. Ma pensa al pubblico amministratore quanti dati e quanta conoscenza è qui dentro. Questo è l'open data. Questa è l'open data, è mettere insieme dati pubblici e dati privati e ricavarne valore per un territorio. Questa è una start-up insediata Vega. Loro, usando dati pubblici, io ho citato 2005, ma arrivano fino a questi giorni, hanno messo insieme i dati per individuare la frequenza e cosa è successo durante il terremoto avvenuto in queste settimane. È una nostra start-up, sopra avete le cose. E se questo dato viene mesciato con l'hashtag terremoto che c'è su Twitter, quale dato ne ricaviamo? Noi abbiamo non solo l'analisi del fenomeno, ma noi abbiamo anche tutto il dialogo che è avvenuto per le persone. Possiamo ricavarne un giudizio sui livelli di assistenza e di protezione civile che è avvenuto, l'impressione delle persone, il loro bisogno di aiuto. Durante l'evento calamitoso avvenuto a Genova un anno fa, se non mi ricordo, un anno fa, guardate che la prima fonte di informazione e di scambio è venuta tramite Twitter. Twitter è stato lo strumento principale per le persone di Genova in quel momento per scambiarsi informazioni. Ed è stato da parte dei cittadini, usando un tweet, è partito un tweet che peraltro non è partito da Trento, che ha detto a tutti aprite le vostre reti wifi perché quelle comunali erano saltate. Questo ha permesso, ad esempio, di individuare le reti delle farmacie aperte. Questo è il dato aperto. Una buona cartografia, un dato di origine pubblica, il dialogo delle persone, cioè l'utilità sociale. Questo è l'open. Questo è l'open. Quindi mi accontento di liberare solo il dato della pubblica amministrazione, vi ripropongo l'interrogativo. Partiamo, certo, è quello, ma non possiamo fermarci, perché altrimenti abbiamo una base, ma sopra la base costruiamo molto poco. Facciamo un altro esempio sul sistema sanitario. Questi sono portali che noi definiamo di crowdsourcing. Sono quasi tutti anglosassoni, perché poi giustamente facciamo vedere il sito UK ottimo, quello del governo, ma in Inghilterra parallelamente ci sono anche i cittadini che si muovono. Allora, quando tu usi questi portali, tu hai i cittadini che in diretta ti parlano del loro rapporto con i medici del sistema sanitario. Piazzaci sopra la cartella clinica di ognuno di noi, magari digitalizzata, perché se tu ti fermi alla cartella clinica è ottima, ma è la digitalizzazione dell'esistente. Metti insieme l'energia delle persone e ciò che ti dice una realtà. Oggetti, rapidissimamente. Come avete visto, in questi giorni è partito protocollo IPv6. Ognuno di noi può parlare contemporaneamente con 7 macchine, perché quando una macchina ha un indirizzo IP acquista una sua identità, diventa un soggetto, anche la macchina, e parla con noi. Si chiama Internet degli oggetti. Prossimi anni, questa è una slide di Gartner, prossimi anni, entro 2020, tu hai 200 miliardi di macchine che possono dialogare con voi. Dal frigorifero che ti dice sono vuoto, al pacemaker nel cuore che dice al tuo chirurgo guarda che lui sta andando in fibrillazione, mettici le mani, raggruma rapidamente, alla tua automobile che ti dice guarda stai per scontrare, rallenta perché vai addosso. Ora, in questo momento una parte importante dell'economia si sta dedicando al tema dei sensori. Strada sbagliata. Ormai tecnologie mature, costi in picchiata, come si dimostra qui dentro. Il tema vero è la ricchezza, è il dato generato dagli oggetti. I dati creano valore. Chi ha in mente di mettersi a generare sensori, c'è già chi li fa. Qui dentro, $7, tu hai il sensore che ti dice quando ti siedi il tuo stato di salute, c'è già. Fra 5 anni costa 0,70 centesimi di dollaro. Tecnologie mature in picchiata. Concentratevi sulla gestione dei dati generati. Quello è il messaggio. Usate i dati. I dati generano valore nei prossimi anni. Mashup. Imparate a mettere insieme queste cose. Perché se voi imparate a mettere insieme queste cose, compresa la carta d'identità del cane, che vedrete cadere fra un attimo, voi andate assolutamente avanti. È quella cosa che io definisco la nascita del social cloud. C'è un'idea del cloud computing che non è la repository dei dati, è mettere insieme queste cose. Se tu metti insieme queste cose, generi ricchezza e valore in un territorio, crei socialità in un territorio.
Per darvi le dimensioni occupazionali, entro il 2018 negli Stati Uniti ci sarà bisogno di 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro, di analisti di dati. In Europa sarà la stessa identica cosa. A proposito, quali saranno le ricadute occupazionali? Queste sono le ricadute occupazionali. Dalla gestione del dato, dall'open data, per questo vogliamo dati open, tu hai nuove professioni che si aprono, di analisti di dati. Il dato non è statico. E ovviamente ricchezza, ricchezza, ricchezza. Vi lascio con queste 4 rapidissime raccomandazioni che io ritengo siano assolutamente decisive. Qui ho fatto cadere un po' di soldini. 4 raccomandazioni. Liberare il più possibile tutti i dati. Come abbiamo detto, open data per default, open data per default. Visualizzare i dati, perché il tema della visualizzazione è decisivo. Non voglio criticare qualche ente di cui ho visto torte e grafici, quella non è più la visualizzazione del dato, il dato va visualizzato, quindi una professione visualizzazione dei dati. Storicizzare i dati, il dato non è una roba statica, il dato è una roba dinamica, va trattato, va storicizzato, è la storia, appunto, i dati sono il cervello di una città narrante, se tu li ordini bene, tu hai una città che narra se stessa. Finito, grazie, scusate la lunghezza, ma meno di così. Grazie a Michele per questa stupenda esposizione, il vicepresidente. Ciao Marino. Siamo veramente